Presidente Bolsonello, il Forum Turismo FVG, lei ha tenuto a sottolineare non un evento fine a se stesso, ma un appuntamento importante di lavoro che fisserà gli indirizzi per il piano del turismo 2018-2025. È così, questo è proprio un appuntamento solo ed esclusivamente tecnico. Dopo 3 anni di applicazione del piano industriale abbiamo deciso di non aspettare la fine, quindi il 18, il piano industriale del turismo Friuli Venezia Giulia è un 14-18. Siccome le cose stanno andando molto bene, abbiamo deciso di anticipare di un anno, di rilanciare e questa volta capovolgere i presupposti. Il piano 14-18 è stato un piano di fatto calato con tutta una serie di direttive che arrivavano da una specie di concorso di idee, però legato proprio a una parte verticistica. Abbiamo deciso di prendere il buono che è stato fatto in questi 3 anni, quello che si è riusciti ad ottenere, portarlo all'attenzione di una platea molto importante di stakeholders che vanno dai ristoratori agli albergatori, ai consorzi turistici, al sistema anche del volontariato, Proloco e quant'altro, e chiedere a loro un contributo per adesso scrivere il nuovo piano, che sarà il piano 18-25, con direttrici nuove, con nuovi assestamenti e nello stesso tempo però anche con la riconferma di una componente fra virgolette industriale, perché è importante che noi si abbia un turismo in grado di intercettare i grandi flussi economici e non solo quindi la parte amatoriale di Amarcord, diciamola così. Presidente, poi lei ha sottolineato la lunghezza di questo nuovo piano perché vuole dare certezze agli operatori. Il dato è questo, noi adesso abbiamo fatto questo primo piano quadriennale che si sta concludendo e si sta concludendo bene, adesso abbiamo bisogno di un passaggio un attimo più lungo perché abbiamo messo le basi solide, era di 4 anni perché avevamo bisogno di una fase di start-up iniziale molto importante. Fatta la fase di start-up consolidata abbiamo bisogno adesso di avere un po' più di tempo di respiro e da qui quindi un ragionamento sul 18-25 pur sapendo che questo lasso di tempo avrà bisogno a metà di una piccola revisione e quindi di una riperimetrazione poi del tutto. Presidente, lei ha voluto sottolineare l'importanza della formazione, un'importanza strategica assoluta per il futuro e per lo sviluppo del turismo. Il dato vero è proprio quello della formazione, noi sappiamo che questo è un comparto dove c'è bisogno di formazione per gli operatori ma soprattutto per i collaboratori degli imprenditori, quindi sono 2 formazioni diverse, uno per l'operatore che sta sul mercato, che riesce a intercettare i flussi turistici eccetera e poi c'è il tema di come formare tutte quelle persone che vengono attratte e entrano nel mondo del lavoro nel comparto turistico. Molte volte sono stagionali, molte volte sono precari, hanno anche un grado di preparazione che non è sempre legato a istituti scolastici e quant'altro o professionali ed è evidente che questa è una delle grandi partite su cui investire in maniera significativa. Direttore Petrangelo, Promoturismo FVG, un'agenzia che è nata, ricordiamolo, 3 anni fa, una nuova agenzia che gestisce promozione, gestione infrastrutturale e formazione, quindi un bilancio di questi 3 anni di attività e poi l'ultimo anno di realizzazione del piano del turismo. Cosa ci riserva? Sì, in effetti sono 3 anni che noi stiamo lavorando a questo, ma la fusione vera e propria nei confronti delle 2 agenzie che si sono messe insieme è dell'inizio 2016, quindi c'è stata un'attività preparatoria importante. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo da questa sinergia una maggior leva della promozione turistica nella montagna, soprattutto la montagna invernale. E ci aspettiamo una capacità di sviluppare idee progettuali per gli investimenti che sono sempre cospicui e sono sempre di dimensioni piuttosto rilevanti nella montagna, per gli impianti di risalita e per lo sci, ma anche per l'estate, in maniera più vicina e focalizzata alle necessità del turismo di questa regione. Ecco, i dati performanti più di successo, vogliamo ricordarli?
Ma i dati performanti più di successo sono i dati che ci arrivano quest'anno dall'andamento della stagione turistica. Abbiamo i dati fino a luglio e adesso nei giorni prossimi avremo i dati di agosto. Fino a giugno la stagione è stata decisamente molto migliore di quella dell'anno prima, con incrementi superiori all'11%. Luglio e agosto immagino che non avranno questo tipo di percorso, perché l'anno scorso fu una stagione molto buona a luglio e agosto, ma mi aspetto che per quest'anno il risultato finale sarà molto superiore alla media nazionale.